Quando ci lavoreremo. Per ogni famiglia veneta l'aggravio delle manovre previste dal governo sarà di 628 euro, tartassate anche le imprese con un aumento delle tasse del 55%, a snocciolare i dati l'assessore regionale. Più che salva Italia, la manovra può ben dirsi strozza Veneto. Basti pensare che pesa complessivamente su famiglie e imprese per 1 miliardo e 600 mila euro, 320 euro per ogni cittadino veneto. IMU, IRPEF sui carburanti, pensioni, enti locali, IVA, crediti dalle banche. La stretta è in tutti i settori, con una spinta centralista che uccide il federalismo. Un negoziante che fino all'anno scorso pagava 2-3 mila euro di ICI, quest'anno ne paga 6-7 mila euro. Chi appunto aveva e pensava di avere una forma di tassazione lineare avrà un raddoppio praticamente tale e quale rispetto allo scorso anno. Il governo, insomma, più che salvare l'Italia, aumenta in maniera pesantissima il prelievo fiscale ai soliti noti, senza escludere nuovi sacrifici a breve, visto che non si è fatto nulla per ridurre la spesa. Neppure il senatore Franco è molto tenero con il Premier. Non ha trovato di meglio che venire a casa nostra, l'IMU, l'addizionale IRPEF, la tesoreria, le accise sulla benzina, il rinvio delle pensioni, tutto un conto che paga con le altre regioni della Padania, in particolare il Veneto. Un conto salatissimo per le famiglie venete e per le aziende. Per un nucleo familiare tipo l'aggravio stimato è di almeno 628 euro. Solo per l'IMU le imprese venete pagheranno 197 milioni di tasse in più. Siamo alla cronaca, è stato multato e denunciato un 35enne impiegato di Quinto Vicentino, multato per ubriachezza e